Convocati in regione i delegati sindacali dell'Electrolux, incontro quello di Palazzo Barbi alle 13:30 per esaminare la situazione aziendale e che precede la convocazione delle stesse regioni da parte del governo, prevista per mercoledì 19 marzo al Ministero dello Sviluppo Economico. Incontro con i rappresentanti dei lavoratori e poi mercoledì alle 16:30 in quel di Roma, incontro ufficiale al Ministero assieme ai governatori, alle rappresentanze dei lavoratori e alle rappresentanze della proprietà. Tante le aspettative da parte dei lavoratori, a cominciare dall'applicazione della controriforma sulla legge Fornero in materia di nuove assunzioni e prima di questo la firma dell'accordo sui contratti di solidarietà e la mancata delocalizzazione tra Milano e il Medio Oriente dei settori di vendita, marketing e amministrativo, con gli operai che confidino o restino una realtà del nord-est. In sintesi, i punti da chiarire da parte dell'azienda, produzioni e investimenti. Le nostre esigenze in questo momento qua è sperare che l'azienda mantenga i posti di lavoro qua in Italia, ma quello che noi speriamo che sia una cosa fattibile, riuscire a modificare la legge Fornero, anche perché così dà modo di riuscire a dare occupazione ai giovani. E intanto allo stabilimento di Susegana è sempre allarme mensa con la riduzione dei pasti e con alcuni operai pronti all'autogestione. È il rischio che chiudono un turno e riducano il personale. In più alcune cose ci hanno chiesto di fare noi operai, che non abbiamo né il tempo né la possibilità di farlo. Per Zaia, mercoledì al Ministero è necessario concretizzare gli annunci e gli impegni presi. Io spero che già mercoledì si riesca a chiudere tutta questa partita.